Don Mario Sorce oggi in una nota ha dichiarato che le prossime elezioni europee rappresentano un esercizio doveroso di democrazia. Perché? Perché la democrazia è un valore principalmente umano e poi profondamente cristiano. Da sempre la dottrina sociale della Chiesa lo ha messo tra quei principi che vengono definiti come irrinunciabili e universali. Già nel 1944 Pio XII, nel radiomessaggio di quell'anno, parlava di questo fondamentale diritto e dovere di ogni cittadino e cristiano. Poi si fonda la democrazia su quella che noi chiamiamo cittadinanza attiva. Ogni cristiano non deve dimenticare che per l'esercizio del potere del popolo, questo è quello che la democrazia sancisce, ognuno deve esercitare questo diritto, ma che ha anche un dovere. Quindi il primo appello è: andiamo tutti a votare, facendo professione dei nostri sani valori. C'è un passaggio molto interessante nella sua nota nel quale dice che in politica è doverosa la cura per il bene comune, un valore un po' smarrito. Purtroppo sì, anche se lei dovesse domandare a chiunque di qualunque estrazione politica che cos'è il bene comune, direbbero che tutti vogliono contribuire al bene comune, tutti vogliono il bene comune, ma probabilmente non sanno nemmeno cos'è il bene comune. E il bene comune non è altro che l'insieme di quelle condizioni che permettono a tutti e a ciascuno di raggiungere la propria perfezione. Questo è Gaudium et Spes 75, il Concilio Vaticano II che lo definisce, e non è il bene comune la somma dei beni dei singoli. Il bene comune è dato da tutti quei beni o valori che sono universali e che sono necessari per la comune e sana convivenza di tutti. Un appello che lei fa: scelta responsabile delle persone in virtù di quello che le persone hanno fatto, dicono e si impegnano a fare, guardando naturalmente i loro programmi. Non essendoci più il partito unico dei cattolici, ma come cattolici abbiamo un unico obiettivo, quello di far vivere quello che Papa Francesco chiama il Vangelo sociale.